Buonasera. La notizia non è che la Roma esce dall'Europa League, ma che per poco il Manchester ha rischiato di uscire dall'Europa League, vista l'ottima prestazione che i giallorossi hanno messo in campo e hanno veramente dominato in lungo e largo una gara che ha vissuto anche sulle potenzialità dei singoli. Cavani naturalmente ha fatto la differenza in attacco, anche se poi ci sono voluti i giovani della primavera per risolvere questa partita. Ottima la prestazione di Darboe, il gol di Zelinski, il quale era assistito dalla tribuna da Zibibonia, che era venuto proprio per vedere uno dei suoi ragazzi consigliato alla Roma che gioca appunto nella primavera di De Rossi. Una partita, come dire, che ti lascia il rammarico in bocca per quello che abbiamo visto nel secondo tempo della Old Trafford, ma se noi consideriamo che la Roma ha fatto 5 gol al Manchester United, c'è veramente di che mordersi le mani, anche se dobbiamo dire che sinceramente, parlando da giornalisti in maniera asettica, al di là di quello che vedete alle spalle, che rappresenta il tifo il tifo per la squadra che sostengo, ma al di là di questo, parlando in maniera spassionata ed equidistante, dobbiamo dire che il Manchester naturalmente è venuto a fare una partita di contenimento, una partita giocherellando e non si aspettava questa grande prestazione da parte della Roma. È chiaro che quando giochi con queste basi, poi alla fine rischi molto e il Manchester l'ha rischiata. Diciamo che sfortunato non è stato, anzi, tutt'altro, una grandissima fortuna. Un palo ci può stare due pure, ma le parate di De Gea e i salvataggi che hanno avuto del miracoloso hanno fatto pensare a tutti i tifosi della Roma che a un certo punto si poteva anche stare dentro, stare nella finale, che la Roma la meritasse, ma poi il pensiero va un po' alla strategia pure usata nel secondo tempo di Manchester, quando bastava giocare come con l'Ajax, cioè contenere l'avversario, stare più coperti e magari no, perché partire in contropiede, ma non lasciare tutti quei varchi e quei buchi sui quali giocatori come Pogba, il Compagni e Cavani, scusate, non ti perdonano. Questo è il rammarico, ma chiamiamolo pure l'effetto Mourinho. E beh, vabbè, sarà antipatico. Personalmente, per alcuni suoi atteggiamenti non mi è stato molto simpatico in passato, ma questo conta veramente zero. È l'importanza che sta dando all'ambiente il tecnico, un tecnico che ha vinto tante cose, ha vinto in piazze importanti e meno, ma sa come gestire un ambiente cosiddetto difficile come quello di Roma. In bocca al lupo al tecnico Mourinho, mentre ci lascia, e ribadisco, senza rimpianti Fonseca, anzi, secondo me dove andare via da prima. L'effetto Mourinho e me speriamo che questa sera sia servito e che andando avanti si veda sempre di più. Buona serata a tutti.